Franco Alberto Cucchini, casting director, è qui ad Agrigento, per quale motivo? Beh, sono qui perché la Casa del Musical mi ha invitato per uno stage in cui io cercherò di aiutare i ragazzi ad avvicinarsi a questo mondo che in effetti ha delle difficoltà soprattutto di approccio, no? E i piccoli segreti a volte aiutano a fare una carriera più, o se non è proprio una carriera, comunque ad avvicinarsi a un mondo che ha le sue difficoltà. E sono arrivato, cioè, devo dire che trovo una città splendida, un sole meraviglioso e dei ragazzi veramente che hanno voglia di sentire, di ascoltare. Io non sono un insegnante, sono un tutor, quindi mi occuperò di accompagnarli in un percorso che non deve dare l'illusione che noi facciamo diventare grandi attori questi ragazzi. Però se loro sono e hanno dentro la passione, potrebbero con dei consigli anche riuscirci. Quindi il mio augurio è quello ai ragazzi soprattutto di ascoltarmi e l'augurio che faccio a me è quello di essere così riposato e fresco anche domani per poterli aiutare. Quali opportunità si possono aprire, diciamo, per il futuro di questi giovani? Beh, la mia idea è che in ogni territorio esistono dei valori, però a volte si perdono perché sono lontani, perché sono non riconosciuti. E le opportunità esistono se loro saranno in grado di poterle assolvere, non esistono così tanto per... I settori sono tanti, quali Io mi diciamo... occupo fondamentalmente di televisione, cinema e commercial o tutto quello che è audiovisivo. Certamente però gli attori veri si trovano nel teatro. La cosa che mi ha incuriosito qui è la Casa del Musical che ha un passo già ben avanti, no? E quindi andare in un posto dove c'è già una realtà secondo me mi gratifica anche, diciamocelo francamente. Quindi facciamo un appello a chi vuole partecipare. Chi vuole partecipare, noi ci siamo, insomma.